2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu. Bentrovati, Bresa Belesa, nuovo appuntamento che inaugura con il dialetto, è il setol. Che cos'è il setol? È il lombrico, il filo oppure il secchio? È un antico detto toponomastico, Canton d'Adam. Dove stava Canton d'Adam? A Brescia, in zona Piazza del Foro, in zona Via Battaglia oppure dietro Palazzo Loggia? E la terza domanda ha a che fare con Via Cremona, questa arteria cittadina. E quanto è lunga Via Cremona all'incirca? 750 metri, 900 metri o 1100 metri, quindi poco più di un chilometro? Restate con noi e vi diciamo tutto, grazie. Ah, signor Luigi, che gioia rivederla! Come va? Sta bene? Sì, sto bene. Anche stamattina ha fatto i 5 km a piedi? No, stamattina ho fatto per di meno perché il rifresco. C'ha pure i suoi affari, signor Luigi, da Poi è sbrigare. nato il paio, è nato il giornale e altre robe da Sono fare. impegni, signor Luigi. Allora, Ovviamente, insomma, ha dovuto accorciare un po' l'itinerario. È il setol. Che cos'è il setol? È il lombrico, setol. il filo o il secchio, il setol. il lombrico, che è delle colle dell'orto. Li trova lei? E quando lo perché- vede che fa? Quando incontra un No, setol? lascia sta perché è un animalino che fa bene alla terra. Imparate dal signor Luigi. Eh, E il Canton d'Adam a Brescia dove era? In zona Piazza del Foro, in zona Via Battaglia oppure dietro Piazza Loggia? Il Canton d'Adam. Non lo sa? allora, Che dice lei? viene preso. Io non nulla a girare, ma dopo di mio le vie, di mio... Tanto lei deve solo accompagnare la moglie a far shopping. La accompagna la moglie a far shopping? Poche volte. Poche volte, vabbè, ci va lei con i suoi soldi. Sente, quanto è lunga Via Cremona? Lei sa dove è Via Cremona? Sì, via Cremona non so Quanto è lunga? Più o meno di 1 chilometro? Allora sarà più di 1 chilometro. Matteo carissimo, insegnante ci avevi detto, vero? Esatto. E poi raccontaci qualcosa di te velocemente che le donne vogliono sapere. Sei single, sei fidanzato? Fidanzato. Sei fidanzato. Insomma, applicare, comportati bene, Va bene, senti un po' Matteo, il dialetto lo conosci? Più o meno. Setol, no, non tu, dico il setol, che cos'è il setol? Cos'è il setol? È il lombrico, il filo o il secchio? No, il lombrico. Lombrico. Se la tua fidanzata vede un setol in giro... Scappa. Scappa. C'è anche il modo per farla fuggire allora, Il Canton d'Adam a Brescia, dove stavi? In zona Piazza del Foro, in zona Via Battaglia oppure dietro Palazzo Loggia? Zona Via Battaglia, non ne ho idea. Non lei si è buttato ovviamente. E Via Cremona la conosci, Via Cremona? Secondo te, quanto è lunga Via Cremona all'incirca? Circa 750 metri, circa 900 metri o più di 1 chilometro? 900. Stai a Il Mediastat Virtus. Conosci pure, pensa, il turco, bene, bravo, no, Via Cremona, insomma, adesso lo diciamo, Ecco le soluzioni ai nostri quesiti, è il setol in dialetto bresciano, eccolo qui, mamma mia che schifezza, è il lombrico. Canton d'Adam stava invece in zona Via Battaglie, dal nome di uno speziere, tale Adamo Castelli, che aveva lì il suo negozio, quindi Canton d'Adam. Via Cremona, lo sanno bene magari gli amici che abitano da quelle parti, è lunga più di 1 chilometro, 1100 metri circa. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima, restate qui su Teletutto.